Terza corsa, miglio per cavalli di 3 anni, sono 7 dietro l'autostart, Dirgal Petit, Darby Weisel, Daria Laxmi, Doris Spritz, Dama di Prussia, Daikiri Pizza in prima fila, Daddy Buio in seconda. I favori sono per Dama di Prussia numero 5 Alessandro Gocciadoro, due secondi posti in altrettante uscite, oggi netta favorita. Macchina che accelera e lascia andare i concorrenti in questo momento, veloce Doris Spritz che cerca di sfilare in testa e lo fa in 100 metri superando Daria Laxmi, mentre all'esterno rimane Dama di Prussia. Si è invece accodato in quarta posizione dai Daikiri Pizza alle spalle di Darby Weisel. Sulla dritta delle scuderie insiste Dama di Prussia, va all'attacco e ottiene in breve strada da Doris Spritz. 400 metri che se ne vanno comunque via veloci in 30 e la favorita è al comando, in seconda posizione Doris Spritz che precede Daria Laxmi, via via tutti gli altri. In fila indiana cavalli che scompaiono nella nebbia, si vedono un po' le sagome, ora ricompaiono nella dritta delle tribune, con Dama di Prussia che guida nei confronti di Doris Spritz, terza posizione per Daria Laxmi, in quarta c'è Darby Weisel che accenna a muovere all'esterno, con Daikiri Pizza a sua volta per corsie esterne, il gruppo chiuso da Daddy Buio che è preceduto anche da Dirgal Petit. Intanto 1.17,6 il passaggio al chilometro, anzi 1.18. E ora avanza Darby Wise, cerca di avvicinare Dama di Prussia, che comunque ha speso per superare Doris Spritz e ora va all'attacco. Darby Wise al sediolo di Dama di Prussia quando siamo a 400 dalla conclusione. Dama di Prussia reagisce, Darby Wise insiste, a contatto cerca di restare anche Doris Spritz, gli altri più indietro cappeggiati da Daria Laxmi, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Dama di Prussia che si presenta in vantaggio nei confronti di Darby Weisel, ultimi 100 metri di gara con Dama di Prussia che trova la prima vittoria in carriera dopo i 2 secondi posti. Il primo successo per Dama di Prussia, secondo posto per Darby Wise, al terzo è Daria Laxmi, mentre finisce con lo sbagliare Daria Laxmi, pensiamo prima del palo d'arrivo. 1.15,9 per l'allieva di Alessandro Gocciadoro, assegno in questa corsa dopo percorso di testa ottenuto in 400 metri. L'allieva della scuderia Werner vince molto bene dopo i 2 secondi posti benauguranti delle prime 2 corse effettuate. Oggi trova la sua corsa e vince così la prima volta in carriera per Dama di Prussia e Alessandro Gocciadoro.